Buonasera a tutti, oggi voglio raccontarvi la storia del Reiki, almeno per quello che ci è stato tramandato tramite prevalentemente Takata, la terza gran maestra di Reiki. Allora, cos'è il Reiki? Il Reiki, già la parola Reiki deriva da Rei più Ki, energia universale, e si tratta di una disciplina di guarigione tramite prevalentemente l'imposizione delle mani, incanalando l'energia universale. La pratica a vedersi è un po' simile alla pranoterapia, ma in realtà è una disciplina molto più spirituale e la differenza sostanziale tra le due discipline sta nel fatto che il pranoterapeuta dà la sua energia per dare sollievo, mentre l'operatore Reiki prende l'energia dall'esterno per incanalarla e trasferirla sull'assistito per dare sollievo. Dunque, ma vediamo come è nato il Reiki. Il Reiki è stato scoperto da Mikao Usui. Mikao Usui chi era? Si dice che fosse un monaco cristiano e che durante una funzione uno dei giovani ministranti gli fece una domanda, gli disse tu ci parli di guarigione con l'imposizione delle mani, questo Gesù guariva imponendo le mani, ma facci vedere come si fa. Si dice che questo mise un po' in crisi Mikao Usui, che immediatamente il giorno dopo partì alla ricerca di questo miracolo della guarigione con l'imposizione delle mani. Dunque, lui partì verso la fine dell'Ottocento e girò il mondo alla ricerca di questa disciplina, entrando e uscendo dai vari monasteri e imparando anche diverse lingue perché traduceva lui stesso i testi che andava trovando nelle varie biblioteche dei monasteri. Per qualche anno non ebbe successo, ma finalmente trovò in un convento buddista dei testi che facevano a caso suo. Mancava però ancora qualcosa. Per scoprire cosa, decise di ritirarsi in meditazione sul monte Kuriyama e per 21 giorni in assoluto digiuno. Portò con sé soltanto un otre d'acqua e lasciò detto ai monaci del convento che nel caso in cui non fosse tornato entro 21 giorni sarebbero dovuti andare a cercare il suo cadavere. Quindi salì sul monte Kuriyama e si accampò nei pressi di un ruscello, dispose davanti a sé 21 sassolini e ogni giorno ne prendeva uno e lo buttava nel ruscello per tenere il conto dei giorni. Non ebbe successo, si dice, fino all'ultimo giorno. Al 21esimo giorno finalmente ebbe questa rivelazione, ebbe una sorta di visione in cui gli si manifestarono i simboli del Reiki, vide questa forte luce e apprese i simboli sacri del Reiki. A questo punto la storia diventa un po' romanzata perché Takata ci racconta che praticamente Mikao Usui, scendendo dal monte Kuriyama per fare ritorno al convento, si fece male a un'alluce e si curò immediatamente con il Reiki. Poi incontrò la figlia di un oste perché decise di fermarsi a mangiare qualcosa prima di tornare al convento e la figlia dell'oste aveva un problema ai denti, un gran mal di denti e anche lì lui
sperimentò l'energia del Reiki e guarì la figlia dell'oste. Non appena rientrò in convento, gli cercava ovviamente il suo amico abate per raccontargli tutto, gli dissero che l'abate non stava bene ed era nella sua stanza a letto. Allora andò da lui e gli raccontò tutta la vicenda, ciò che vide, eccetera. Mentre raccontava, si dice che tenesse le mani poggiate sulla coperta, sul letto dell'abate e quando terminò la storia l'abate era guarito. Da qui in poi praticamente Mikao Usui cominciò a provare a diffondere questa meravigliosa disciplina. E cosa fece? All'inizio semplicemente accendeva una candela e andava girando per le strade. Però non ebbe un grande successo perché sì, ci fu qualcuno che cominciò a seguirlo perché lui girava con questa candela e chi voleva lo poteva seguire per apprendere questa meravigliosa disciplina. E in questo modo guariva anche le persone, aiutava le persone che andavano da lui, però ci fu un problema. Mikao Usui si accorse che le persone cominciarono ad approfittarsi un po' di questo suo favore, perché andavano da lui, guarivano, lui ovviamente diceva loro cosa evitare per non ricadere nella malattia, ma le persone puntualmente, sapendo che c'era lui disponibile, tornavano nei loro stessi errori precedenti e ovviamente poi dovevano tornare da lui perché non stavano bene nuovamente. E allora cosa pensò? Pensò che forse anche se lui si era messo a disposizione di tante persone bisognose, anche se girava per le strade meno rinomate, che secondo lui potevano ospitare più persone bisognose, anche se regalava questa meravigliosa disciplina, anzi a maggior ragione perché la regalava, le persone non la capivano. Allora cosa fece? Fondò una clinica che poi venne portata avanti dal secondo maestro, che è il secondo gran maestro di Reiki, che fu il dottor Hayashi, perché alla morte di Mikao Usui gli succedette il dottor Hayashi e fu lui in realtà a portare avanti maggiormente il progetto della clinica. Si dice, questa è una leggenda popolare, si dice che il dottor Hayashi avesse un tale controllo del proprio corpo da riuscire a decidere quando e come morire. Infatti si dice sia morto a un certo punto durante la vecchiaia quando lo decise lui. Dopo, mentre c'era il dottor Hayashi in questa clinica, dall'altra parte del mondo, nelle Hawaii, una certa Takata si ammalò di cancro e andò dal medico. Il medico le disse: guardi, noi possiamo provare a intervenire, ma mia moglie mi ha raccontato che in Giappone c'è una clinica in cui utilizzano dei metodi assolutamente non invasivi che a quanto pare hanno un certo successo. E allora Takata partì, andò in Giappone, andò a trovare il dottor Hayashi. Restò stupefatta perché quando le fecero il primo trattamento, subito dopo guardò le mani dei dottori e cercando il trucco che riscaldava tanto le mani, perché quando si dà Reiki le mani si riscaldano in una maniera incredibile.
e lei non riusciva a capire come fosse possibile e cercava i contatti elettrici nelle maniche dei camici, sotto il lettino, ovviamente senza trovare nulla. Restò talmente contenta che decise di provare a seguire questa sorta di terapia alternativa. A un certo punto effettivamente a quanto pare riuscì a guarire, il tumore regredì e ovviamente lei restò incredibilmente affascinata da questa disciplina che era riuscita addirittura a darle la guarigione da una cosa tanto grave, tanto brutta. Eh, Questo ovviamente non significa che io sono qui a dirvi che il Reiki guarisce certe cose tanto gravi. No, assolutamente no. Puntualizziamo subito che il Reiki non può e non potrà mai sostituirsi alla medicina tradizionale. Reiki e medicina, a mio parere, devono camminare insieme perché l'una sostiene l'altra nel processo di guarigione di un individuo. Il Reiki dà un enorme sollievo quando si affrontano delle terapie pesanti come quelle che possono riguardare certe malattie. Quindi devono camminare di pari passo. È bene fare l'uno e l'altro, ma mai abbandonare la medicina tradizionale per queste pratiche alternative, perché il Reiki, posso dirvi per la mia esperienza, che è eccezionale, fa veramente tanto bene, ma non deve mai sostituirsi alla medicina. Ok, detto questo, ovviamente Takata fu talmente contenta da voler imparare e infatti seguì per molti anni il dottor Hayashi nelle sue pratiche, ricevette il secondo livello e aspettò tanto tempo prima di poter diventare gran maestro. Takata ha avuto il grande merito di portare il Reiki in Occidente, perché quando tornò alle Hawaii non solo iniziò una lunga serie di conferenze e di incontri per far conoscere questa meravigliosa disciplina agli altri, ma addirittura iniziò a livello di Reiki Master, quindi di Gran Maestro del Reiki, 22 persone, mentre fino a questo momento c'erano stati sempre e solo un Gran Maestro per volta. Noi tutti maestri di Reiki discendiamo da queste persone perché si è conservato un lignaggio per cui ogni maestro di Reiki ha il proprio lignaggio che parte da Mikao Usui per proseguire con il dottor Hayashi, Takata, poi una di queste 22 persone a seguire fino ai giorni nostri. Tra queste 22 persone c'era addirittura la nipote di Takata, Furumoto, e per ogni, questa è una cosa che pochi sanno, per ogni nuovo maestro di Reiki da lei iniziato, Takata decise per distinguerli di modificare leggermente il terzo simbolo di Reiki, perché i simboli del Reiki sono quattro simboli sacri, ognuno con una funzione specifica. Il terzo simbolo, che è quello un po' più ricco di segni, un po' più complicato all'inizio da apprendere, è stato modificato per ognuno di loro, cioè ognuno di loro ha un terzo simbolo di Reiki leggermente diverso da quello degli altri. Quindi è normale che ai giorni nostri non ci sia sempre lo stesso simbolo, lo stesso terzo simbolo per tutti i maestri di Reiki, perché dipende semplicemente dalla discendenza acquisita. Detto questo, credo che con la storia del Reiki sia tutto. Una piccola curiosità, perché ci sono tanti piccoli aneddoti che Takata racconta in un suo libro. Ad esempio è un po' romanzato, ma c'è anche un fondo di verità in quello che dice. Ad esempio, in un aneddoto da lei raccontato si parla di sua sorella. Praticamente c'era la vicina di casa che abitava al piano di sotto dove stava Takata, che
aveva il figlio che si ammalava spesso di raffreddore, influenza, e puntualmente ogni volta andava da Takata per fargli dare un po' di Reiki, fargli fare un trattamento Reiki. Takata in realtà aveva insegnato il Reiki a questa signora, aveva dato il primo livello, ma a quanto pare, un po' come era successo ai tempi a Mikao Usui, non era stato apprezzato abbastanza. Perché? Lei capì questo, che lei aveva fatto un regalo a questa signora, non aveva chiesto nulla in cambio, le aveva dato semplicemente un primo livello di Reiki. E questa signora, ricevendolo in dono, non gli aveva dato il giusto valore perché non credeva realmente nelle sue capacità di incanalare questa energia e pensava che l'energia di Takata fosse migliore. Ma l'energia universale è energia universale sia che passi dalla mia mano sia che passi dalla mano di un altro. Quindi a quel punto Takata capì che per dare valore a Reiki doveva chiedere qualcosa in cambio. Infatti poi successivamente sua sorella volle imparare il Reiki e lei le chiese $350, a quanto racconta nel libro. Un altro aneddoto è ad esempio quello di un pizzaiolo che decise di dare, appena prese il Reiki, decise di dare Reiki alle pizze che faceva. Nel suo locale andava ogni settimana, sempre nello stesso giorno, un cliente abituale. Quando lui cominciò a dare Reiki alle pizze, questo qui, a quanto dice Takata, gli disse: ma cosa ha cambiato? Ha cambiato pizzaiolo, ha cambiato ingredienti, perché la pizza è più buona. Questo perché comunque il Reiki, ma poi ne parleremo quando parleremo della pratica del Reiki, perché diventerebbe un discorso troppo lungo per quest'oggi. Comunque il Reiki si può dare oltre che alle persone anche agli animali, ma anche alle piante, anche ai cibi, anche alle medicine. Comunque questo è un altro discorso. Per oggi direi che è tutto. Metterò dei consigli sotto il video per quanto riguarda i libri, perché ce ne sono veramente tanti di veramente validi, e ci rivediamo alla prossima. Buonanotte.